Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre quando hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un'altra più bella che problemi non ha. Tutti dicono che l'amore fa a braccetto una follia, ma per uno che è già matto tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada per la virtù. Litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra. Quando a letto l'amore come fa? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna. Tocca a voi, tutti. L'importante è farlo sempre con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un'altra più bella che problemi non ha. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna. Tocca a voi, tutti. Tutti. L'importante è farlo sempre con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un'altra più bella che problemi non ha. Trovi un'altra più bella, ci pozzo pure sta, ma che non abbia problemi. No, non ce n'è, non ce n'è. Figurati, mio caro Amedeo Grillo, è praticamente impossibile. È più facile fare 6 al Superenalotto. Anzi, è più facile fare 6 più 1. Non 5 più 1, 6, devi fare il 6 più 1. Buonasera amici a casa, buonasera Amedeo Grillo. 348 80 40 254 Peiretto. è il numero. Peiretti, perché siamo in tanti. Chi ti chiama così? Peiretto mi chiama Fabrizio Regia. Io per questo lo dico. Allora auguriamo buon lavoro a Fabrizio Regia, perché tocca a lui questa sera tirare i fili di casa Peiretti. Sopportarci, dai. 348 80 40 254 il numero per tutte le vostre foto, per gli auguri, per le vostre richieste di questa sera. Ne arriveranno tanti brani che avete richiesto voi proprio a quel numero. Ci sarà anche qui la zia Marta, ma adesso parliamo proprio di grandi canzoni, di canzoni che sono sicuro a casa dovete
finire questa puntata alle 21 esatte praticamente senza un filo di voce. Arriva Gelato al cioccolato. Ci sarà chi ci piace la crema, però abbiamo gelato al cioccolato e di quello. Vorrei sentire tutti, vero? Tutti. Guarda Pupo! Ma dovevo andare, ti amo, ti annoi, va bene, balliamo. Sei bella, ti lasci guardare, con te non c'è niente da fare. Nascosta dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti son quelli. Bambina ti voglio, ti sento, ti muovi, mi stringi, mi arrendo. Gelato, cioccolato, dolce, un po' salato, tu gelato, cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato, cioccolato, rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più, profumo di fiori di tigno, fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Insieme! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Sentiamo loro, dai! Gelato al cioccolato, sono innamorato di un gelato al cioccolato. Non mi sento! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, il nostro Pupo a grande richiesta. Hai visto qua che immagini proprio anni 60 dietro di noi, mio caro Amedeo? Sì, però voglio dire, fai un gelato al cioccolato, Oh, fai poi uno alla crema un po' più tardi, fai sempre gelato al cioccolato. Vabbè, ma gelato, ma ragazzi, questa canzone. Con tutte queste gelaterie. La cosa bella di Casa Beretti, siamo dal vivo, e ho notato durante Gelato al cioccolato che mi si sono probabilmente fulminate due luci davanti a noi, quindi adesso, mentre Amedeo canterà il prossimo brano, io mi infilo sotto la postazione di regia Tutto e finiamo di e voglio capire cosa succede. Quindi, mio caro Fabrizio, questo è il bello della diretta. Adesso che andiamo a cantare un brano che sarà la nostalgia, ok? Inquadra lui, perché io devo proprio infilarmi sotto tutta la postazione che ho qui davanti, che sembra la cabina di un aereo, e cercare di capire come mai così si sospende tutte e tre, quindi Vediamo se no che siamo al metti le buio. mani nel posto giusto, perché insieme. Allora, se mi vedete coi capelli ancora più dritti è perché c'è un problema, ok? Va bene? Dai. Sarà la nostalgia. Io vado giù, Il vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già sconfiglia il mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non t'ama più. Le regole
come un nodo in gola che non scende giù. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà, ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via. Sarà, ma sono qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia. Sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Sarà. Ma che brano, ma che brano! Io non ti ho visto all'inizio, mio caro Medeo, perché mi sono infilato qui sotto rischiando la vita, lo sai? Ho rischiato la vita per te. Senza poter No, io ho rischiato la vita per te. male, non capivo più niente. Adesso dovrebbe arrivare, ecco lei che è la parte super, iper, mega comica di Casa Peretti. Signore e signori, non c'è la musichetta, ma comunque te la faccio io. Ta, 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 ta. Non mi serve, non mi serve, non mi serve. Sarò la vostra zia, sarò che mi sento di andar via. No, è appena arrivata. Lo so. Bella però sarò la vostra zia, mi piace tantissimo, brava, brava, Sono brava. fatta da sola la sigla perché ho detto qua già dei casini suoi. Non pochi ultimamente, quindi grazie Ecco. di essere qua, zia Ci Marta. mancherebbe. E poi invece io ci tengo a dire, cari telespettatori. Venga qua in mezzo a noi, venga. Sì, la vedono bene nella sua bellezza infinita. Vabbè, Grazie. scherzo, è una battuta, ci mancherebbe. Sì, vada avanti però, Ho vada avanti. iniziato a venire in Casa Peretti invece proprio perché io, non sapendo cos'erano i problemi, ho detto comincio un po' a frequentare Casa Peretti così me ne carico un po' anch'io. Non l'avessi mai fatto. Benvenuta nel nostro mondo, innanzitutto, ma sa, mia cara zia, quando davvero passi 3 anni quasi tutte le sere dal vivo, ed è davvero dal vivo, può succedere in questa stanzina di tutto, Sì, che sì. si fulmina la luce, che sbaglio la base, che sbaglio le parole, che è il bello di un prodotto vero. Certo. Se sono non ci fosse quello, d'accordo. addio. Cioè, Certo, non è che- scusami, altrimenti andiamo. Assolutamente. Ok. Belle queste cuffie rosse. Ecco, Proprio belle. lasci stare a Medeo che finalmente ha trovato un paio di cuffie che gli vanno, Che quindi sta- lasciamo lì. Non facevi prima cambiare le orecchie? Vabbè, ma dai, che uno Ah, delle può- orecchie Non è da- facile trovarle. No, sto provando a Assolutamente. cercare. Sa, dica, cosa vuole dirci? No, niente. Ah, io niente, voglio era dire- solo così un'apparizione. No, se vuole già avrei ho fatto una ricerca. Su cosa? Ieri sera ho guardato la puntata Bene. e ho visto che eravate i baci di qua, i Baci kiss di kiss là, di là, certo, tutti certo. i mielosi, eccetera. Allora, Amedeo, gentilmente se mi passi quel foglio che ho posato là. Perché era difficile portarlo già direttamente, Sì. a una certa l'Alzheimer. C'è il valletto perché non devo Non è- usufruirne. ma innanzitutto non è un valletto, il nostro Amedeo cantante, protagonista, valletto, vabbè. Grazie. Dica, ecco, Grazie, bacio. grazie. Proprio sul Allora, bacio. praticamente cosa ho fatto? Io Sì. ho cercato dei modi di dire Oh, ti amo bella. sì, nelle diverse lingue. Oh, Eh. finalmente un po' di cultura anche qua in Esatto. Casa Peretti. Quindi, Allora, iniziamo insieme perché tante sicuramente le saprà. Vediamo Tipo a caso, in dai. italiano, ti amo. in francese, Je t'aime. in inglese, I love you. in tedesco. Ganz fancy. Ich liebe dich. Boh, Ich così dicono. li medic. C'è Vabbè, chi dice. non è cinese quello. siamo Cinese sicuri. mandarino arriva adesso. Come fa il cinese? Come si dice ti amo in cinese? Vediamo. Aieni. Heidi. Ok. In mandarino, ci tengo a dire che è Mandarino, mandarino. esatto. Adesso andiamo nello specifico portoghese. Portoghese com'è? Eu te amo. Vabbè, già simile. Eu te amo, ti amo, ci può stare in portoghese, va bene. Spagnolo. Ok, spagnolo me lo ricordo perché una ragazzina tanto tempo fa me lo disse, però aggiornami. Ti amo mucho. Esatto, te amo mucho. Qualcuno così per curiosità gliel'ha mai detto in catalano? No, in catalano no. Glielo dico io. Come si dice? Te stimo mol. Te stimo. Ah, Mol. No, ok, non è Diretti? non è ti stimo molto. Te stimo mol. Te stimo
non è neanche testicolo mall, no, è testimo mall, quindi ok, va bene, grazie. bene la prima allora. Grazie. Ecco, adesso lo sa. Zia Marta, visto che lei è Sì. qui, andiamo a far vedere una cosa molto importante ai Sì. nostri amici a casa, perché noi siamo stati, io e la zia Marta, alla grande notte dei sosia venerdì e dobbiamo darvi un appuntamento importante, ma per fare ciò abbiamo creato un video, 30 secondi tutti da vedere. Vai Fabrizio. Guardiamo. Lunedì 5 e martedì 6 giugno alle ore 20 riviviamo le grandi emozioni della Notte dei Sosia con le più belle canzoni di Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Biagio Antonacci, Luciano Pavarotti, Renato Zero e il vincitore di Tale Quale, Michael Jackson. 2 serate uniche accompagnate dalla comicità della zia Marta, la Notte dei Sosia, solo su Rete 7, solo in casa Peiretti. Quindi diventano imperdibili le puntate di lunedì e martedì prossimi, ragazzi. Io ve lo dico, si emoziona, grandi brani e soprattutto zia Marta ne ha combinate una per colore. Dica, ma la smetta, cos'è questa schifezza? Dai. No, ma cos'è? Ma Me dai. l'ho insegnato io a Michael Jackson. Andiamo avanti con le vostre richieste. Un pezzettino di Negramaro, estate, è arrivata ieri. In bilico, tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi stesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico, tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare parole che a pensare mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. E adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti, pubblicità, poi ancora qui con tante canzoni, tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Se mi sognerai
c'è un bel balletto dietro. E se quel viso riavrò, mai più, mai più, mai più quel piangere per me, sorridi e riavrò. Sognami se nevica, sognami sono nuvola, sono il tempo che consola, sono dove vai. Rêve-moi, amour perdu. Rêve-moi s'il neigera. Je suis vague nostalgie. Je suis où tu vas. Sognami mancato amor, la mia casa insieme a te, sono l'ombra che farai, sognami da lì, il mio cuore lì, il mio cuore lì, il mio cuore lì. E adesso, a proposito di cuore, una delle parti più belle di Casa Peretti sono i vostri messaggi. Amedeo, sei pronto? Andiamo a leggere tutti i loro messaggi. Venga qui vicino a noi, Zamarta, venga qua. Ci stiamo tutti e tre nella mini inquadratura lì Va sotto. bene. Dai, vediamo un po' se riusciamo Grazie. a stare vicini. Grazie per Eccoli. l'ospitalità. Che ospitalità, no. Qua del centro. Vamos, messaggi, eccoli qua. Ciao, come al solito stiamo ascoltando la vostra splendida musica, bravissimi. Andrea 71 e Manu. Ciao Andrea, ciao Manu. Grazie di cuore, grazie. Manu, ciao. No, Manu, ciao. No, Manu, ciao, Manu, certo, ciao. giusto. Dobbiamo stringerci ancora un po'. Vicini. Vieni Amedeo. Ciao carissimo Enrico e tutta Casa Peretti. Ieri puntatona, bravissimi. 2020 è troppo bella. Una sera con Alessia o Grazia ci faresti acqua e sale volentieri. Vi vogliamo bene. Laura e Angelo da Mondovì. Ma certo che la facciamo. Dai, è un brano che mi piace anche tanto. Quindi grazie di averlo richiesto. Ciao Laura, ciao Angelo. Grazie Mondovì. Allora, lei l'acqua, io il sale, tu butti la pasta. Gelato al cioccolato. Canto insieme a voi amici. Bravo! Così si fa. C'è musica per ogni momento, musica d'ascolto, musica da lettura e la musica di Casa Peretti. Grazie amici. Wow, grato Massimo da Brescia. Ciao Massimo, grazie. Amici infiniti. Bello. bravo. Vada zia, no, leggo io. Sì. Ciao a voi tutti, sempre in vostro ascolto da quando vi ho scoperto. Oggi sono in compagnia con dei ragazzi del calcio. Un saluto a Marco, Stefano, Loris di Porta, non riesco. Asti, comunque la squadra che giocavo che era di mia proprietà. Wow, Sport Folli, San Damiano Calcio. Ciao, grazie, ciao. Un po' più qua. Penso di Se no siamo fuori, vengo un po' più qua. No, Vabbè, siamo- c'è musica, Enrico caro, volevo chiedere se è possibile la base musicale della tua 2020. Grazie per amico, ringrazio la regia e ringrazio te. Vorrei sapere quando ricomincerete col gioco per ricevere la maglietta. Io aspetto che la bellissima Alessia mi canti Pagliaccio Azzurro della mitica Anna Oxa. Grazie Cataldo da Meana di Susa. Ciao Cataldo, grazie, va bene, dai, arriveranno tutte le vostre richieste come quella che ho cantato anche prima, anche se è arrivata ieri, non la sapevo tanto bene, comunque. Ciao Enrico, buona serata dal nostro energico Speck. Ciao Speck, che bello questo super coniglione di nome Speck, che bello. Sembrava un gattino però. sai? No, è un mancano le coniglio, è un orecchie. coniglio. Coniglio, Ragazzi, appunto. credo che sia un coniglio. Sì. Sulle ali di Casa Peretti vola sempre leggera la musica meravigliosa che ascoltiamo ogni sera. Bacioni Dani da Alessandria. Grazie Dani. Ciao Dani, grazie di cuore, ciao.
Un caro saluto a voi, un abbraccio a Marina, Enza, Giancarlo da mamma Bruna. Ciao mamma Bruna, grazie. Ciao. È la prima volta che leggiamo i messaggi in tre, quindi Amedeo devi venire un passo verso di me, anche tu zia Marta. Oh, grazie. Vorrei ricordare al mio amore Veronica che l'amo sempre di più. È davanti a una bella zuppa di probabilmente fagioli, non credo che sia una bagna cauda, anche perché secondo me è una bella zuppa di fagioli. E comunque grande Veronica, che bello. Ciao Enrico, bravissimi come sempre, grande serata in casa Peiretti, un momento di ottima musica e simpatia. Grazie amici, grazie a tutti. Francesco da Torino, grazie Francesco. Vai Medeo. Super Enrico Amedeo, così la serata svolta alla grande, un abbraccione da Fulcina e Germano. Grazie, perché siamo in tre, un abbraccio non va bene. Sì, un abbraccione. Diciamo. Grazie Alfonsina, grazie Germano, merci. Ciao Enrico, ciao Amedeo, ciao simpatica zia Marta, complimenti, siete unici e stasera pasta ai 4 formaggi. Un abbraccio e un saluto a tutti. Valentina dalla provincia di Genova. Allora Valentina, Ciao. Grazie. devo dire che tra tutti i piatti che hai già mandato qui in casa Peiretti tramite le tue fotografie, la pasta ai 4 formaggi è la mia preferita. Brava Valentina, grazie. Ciao Casa Peiretti, buona serata, bravissimi. Bentornato Amedeo con la sua bravura interpretazione delle canzoni, lo dice Michela da Torino. Grazie Michela. Michela, grazie. Zia Marta, cosa Sì? diciamo? Legga il prossimo. E attenti a quei due. Che poi- Geni della musica ed evviva la zia Marta. Ciao amici, Giovanni d'Alessandria. Grazie Giovanni. Grazie Gio, grazie. Ciao. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Sto scherzando. Ciao Sara e viva Pupo! Ciao Sara! Ciao Sara. Tanti auguri, sì. Ciao a voi tutti, la contessa di Balma. È trovata a palazzo, sono stata nell'isola di Bonifanti, bacio, finalmente un nuovo messaggio della contessa di Balma perché ci è mancato tanto, ci è mancato. Bentornata contessa! Ciao Enrico Amedeo, volevo fare gli auguri al mio collega Emanuele che oggi compie 50 anni, da Gabriele. Auguri! Emanuele, auguri. Auguri Emanuele anche da parte di tutta Rete 7, da parte di Casa Peiretti. Ciao raga, ma che musica stasera, siete fantastici. Enrico, oltre che cantare, sei anche un bravo ballerino. No dai, ti prego. Un abbraccio forte Marisa del Casorzo. Mettere il mio nome di fianco alla parola ballo non è molto perché sono negato. Io faccio il pirla qua dietro, non ballo, faccio il pirla. Confermo, buon inizio di canzoni. E beh, quando Basta dici che lo una dico cosa io, non giusta, è confermo, giusta. lo dico io. Buon inizio di canzoni, sto cantando con voi. Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Brava Elena, canta che fa bene. Grande Amedeo, Enrico e la zia Marta, lo dice Ciro. Ciao Ciro, Ciao grazie. Ciro. Ciao, seguo da un po' la vostra trasmissione. Grande Amedeo, bellissima voce. Valentina San Secondo di Pinerolo. Grazie. Wow, ciao Vale, Vale, ciao. Da San Secondo di Pinerolo, potreste mettere il gatto e la volpe per favore? Vabbè, le richieste a noi piace farle, però almeno come ti Sì, chiami, sì, tu almeno un ciao, se no, Sapete dire. se no siamo un jukebox, metti la monetina e non ti devo dire dove, Ma dai, soprattutto ciao. dici dove li vuoi, il gatto e la volpe, e noi li mettiamo. Esatto, vai Amedeo. Ciao Amedeo, bentornato. Ti sei fatto desiderare. Ciao Enrico, buona serata, grazie della vostra compagnia. E tu, e tu? Rosalia! Rosalia! grande! Per gli amici Rosalia, però per gli amici, quindi Rosalia. Grande, sei un grande Amedeo, non tanto da meno anche Enrico. Wow, è arrivata la nostra simpaticissima zia Marta. Un saluto a voi tutti, Bettetino da Grazie. Volvera. Volveras, col balbattino. Volveras. Sempre il top, siete fantastici Amedeo. Sei grande, lo dice Fabi. Sei grande. 1,60. Anche meno, cioè se vogliamo dirla, però comunque sei un grande, Ok, bravo, grazie. bravo. Perché mi andate di là? Ciao Enrico, mi ha commosso la foto che hai postato oggi. Come era bello il tuo papà e quanto gli somigli. Un bacio a zia Marta, nonna Carla. Mio papà è ancora molto bello, poi Vero. è vivissimo, è qua fuori, fa l'orto tutti i giorni, però Ciao nonna Carla. quella foto mi è arrivata così, tra le mani, e ho voluto condividerla con tutti voi. Caro Enrico, caro amico Enrico, nel seguirvi tutte le sere mi fate volare col cuore, sempre più nella gioia del vivere quotidiano. Micchi da Novara. Che Ma bello, grazie. Guarda, nel frattempo chiedo alla regia o Giuliano Falco se può andare a prendere la foto, così la guardiamo tutti insieme. Salve, la mia richiesta sarebbe Tuca Tuca di Raffaella Carrà, grazie, bella. A proposito di Raffaella Carrà, ricordiamo che sarà protagonista la sua vera sosia ufficiale lunedì e martedì proprio su questo schermo. Ciao amici cari, sono con voi tutto
con tutto il mio cuore, come sempre, vi voglio bene, la vostra Grazia. Ciao Grazia! Ciao, Grazia, Doveva grazie. essere qui questa sera poi un colpo alla gola, nel senso che non è che gliel'hanno tagliata, ha preso Rimettiti freddo. in fretta, Un po' non di c'è freddino, problema. La voce non è uno strumento, quindi o ce l'hai o non puoi cantare. Buonasera Casa Peretti, mi emozionate sempre. Grazie Massi, grazie Massi. Oh, grazie a Grazie te, a Massi, te. grazie davvero, con tutto il nostro cuore. Siete grandissimi, Amedeo, sei fortissimo e forza Milan. Giusto Enrico? Oh, ciao Maurizio Villadosso, ma io ormai il calcio l'ho messo bene. lì. Un po' abbandonato. Ma perché Sì, io adesso mi do ormai esatto. No, io adesso mi do alla petanca, mi diverte di più di sicuro che guardare una partita della Juve. Grande Casa Peretti, ma un saluto da Amedeo, sei grande. Manu da Luserna. Ciao, Grazie. Manu! Ciao Manu. Finalmente anche qualche messaggio dalla nostra città, da dove andiamo Era in ora, onda, in diretta. Grazie Manu, grazie davvero. Quanti siete stasera, ragazzi? Fermi lì, questa la leggo io. Ciao, forse l'avete già fatta, esseri umani di Mengoni. Grazie Milena. No, mi forse non l'abbiamo pare. fatta, ma devo impararla. Anzi, Amedeo, ti faccio fare i compiti e ti do 2 settimane di tempo, ok? Voilà. Eccolo qua, il mio babbo. Questa foto è stata scattata praticamente l'altro ieri. Sì, più o meno. Sì e no, 39 anni fa. Guarda, comunque dicono tutti che mi assomiglia. Mettici un po' di barbetta, tagliaci i capelli, sparali su al cielo. Ciao babbo, ti voglio bene. Ciao Enrico, Ben ciao fatto. Alessia, ciao Amedeo, siete davvero bravi. Un saluto da un altro Amedeo. Cioè, Amedeo che saluta Amedeo, è bellissima questa cosa. Salutiamo il tuo nononimo. Glielo dici omonimo. te? No, no, Lo dici te? allora, L'ho se te lo sei mandato tu ti tiro le orecchie. ci siamo Non si fa perché noi siamo reali. Ciao, grazie a voi. Ci fate passare un momento di spensieratezza. Grazie Enrico, e alias Diamarta, alias La Fatina, alias e basta con questi alias, Tutti capito? alias. Ti voglio bene Osvaldo, voglio bene a tutta Veneria Reale. Un abbraccio grandissimo a voi. Mua. Grazie Osvaldo, grazie. Ciao. Vi mandate i messaggi, Ma ragazzi. come mandate? Questa cosa è come chi fa i post su Facebook e si mette mi piace. No, No. allora, se fai il post e ti metti mi piace ma perché messo c'è da qualcosa parte, che non stavo facendo funziona. di me lo mando. Buonasera, ciao da Fabrizio, Antonietta e Michael da Villa Stellone. Ciao. Grazie. Se il post mi è riuscito bene, è giusto che io mi metta mi Ma piace. non è vero, ma non si fa, ma è proprio è anticostituzionale. Ciao Casaperetti, siete troppo simpatici, ci fate soffocare dalle risate. Un abbraccio da Alessio, Rosa ed Elvira. Alessio, ciao. Grazie. Ciao Rosa, ciao Elvira, ma quanti siete questa sera ed è un'ondata di affetto. Ciao ragazzi, Lino da Cumiana, Lino, il nostro grande sponsor, il nostro Lino. Ciao ragazzi, siete spettacolari. Un saluto da Marti e Gio. Ciao Marti, ciao Gio, grazie anche per i 3 cuoricini arrivati subito dopo. Una testa. Il prossimo lo legge la zia. Sì. Vai zia, tutto per te, tutto per te, vai. Ok. E 1, E e 2, 2, e 3. Sono finiti. Sono finiti. Non lo sapevo, ma no, magari arriva ancora uno. No, siamo in diretta noi. Benissimo. Sono le 20:39 di questo Sì. martedì Ai, sera ai. ed è il momento di Della lanciare la pubblicità. E siamo dal vivo e torniamo qui per questo terzo tempo. Guardate che bel video sta per partire alle nostre spalle, inerente proprio al prossimo brano, che è un brano degli Audio 2 che saluto, che sono stati anche ospiti in Casa Peretti qualche mese fa, e la loro canzone più importante tra le tante, comunque questa è una delle più importanti, alle 20. Gli ho dato la carica. La stazione, l'orologio e
20:46. Sono le 20:46, è arrivato il momento di passare dagli audio 2 agli 883 con un brano stupendo, un brano che sono convinto che a casa lo canterete tutto e molto di più, perché arriva gli anni. Eccola qua. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma e poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande real, gli anni dei guide segui al mar, gli anni delle immesse compagnie, gli anni in motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, una coppia che conosco già avrà la mia età. Come va? Salutano così io vedo le fedi alle dita di due che porco Giuda. Zia Marta doveva dirci ancora qualcosa di importante prima di andare a leggere tutti i messaggi. Ma no, posso anche dirvelo un'altra volta. No, ma ormai è qui, è in scaletta, Sì? ce lo dica, Vabbè. dov'è? No, perché praticamente mi chiedevano un po' che fine ha fatto Irma. No, tutti ce lo chiediamo. Io a volte mi sveglio di notte e dico, ma chissà Irma Sì. dove è finita? Niente, Scusa, praticamente- per gli amici di Amedeo, dove è finita? Scusa, ogni tanto divago su un po' di... L'ho capito. Poi ricordi che puoi sempre vendicarti, eh? Dovete Cosa c'è? sapere Cosa che fai? Praticamente adesso si usa tanto. Ti è arrivato quando- anche un messaggio nel Sì, frattempo, la torcia, sì? Accendi la torcia. Allora, io e Irma stiamo facendo un sacco di serate. Proprio... Sì, siamo sempre in giro per le piazze. Come Renga e Neck. Ma anche di più. Anche di più che Renga e Neck, va Allora, bene. l'altra sera stavamo facendo le cubiste. Le cubiste, lei e Irma, sì, certo, saliamo sì. sul cubo, avevamo un cubo io, un cubo lei. Sì. E Irma comincia a far così, sa che si usa coi telefoni. Aspetti, facciamo una tutte cosa bella, guardi. Sì, Ecco, così, lo fa. Oh. allora, così, mentre così. dava tempo con la musica di Irma, non t'agitare tanto, diciamo, l'avevo avvisata, pam, gli parte il cellulare. Sì. A fianco avevamo uno di quei, sa, quei street food. Sì, C'era ormai uno vanno di quei- moda dappertutto, Tanta certo. Che facevano le pizze. Oh. Mio Dio! E cosa è successo? Ma niente, finiamo di ballare, poi scendiamo, andiamo dal pizzaiolo che non mica visto passare un cellulare. Fa, ma Così. no, qua c'è nessun cellulare, ma sicuro perché la direzione era quella. Dove è finito il cellulare? Esatto, a un certo punto il pizzaiolo sente suonare, lo stavano chiamando, aveva una chiamata dal forno. Dal forno, sì, certo. allora, dice su pronto, fa, era la pizza, che già la pizza sono pronta, tiratemi pure fuori. Bene, questa boiata incredibile. Devo dire Sì. che il suo abbigliamento è sempre molto gradevole. Sì? Tranne scusi, ma queste scarpe. Cos'hanno? Faccia un passo indietro, ma le sembra il caso alla sua età di mettere questi mocassini inguardabili per di più? Sono versione Queste estiva, zoccole sono estiva. bellissime. Va bene, non importa. Comunque abbiamo trovato il cellulare, adesso è un cellulare ai 4 formaggi. Beh, andiamo a leggere i messaggi, gli ultimi arrivati. Un cellulare 4 formaggi? No, si può sentire, ok. Gli ultimi messaggi di questa sera, vamos. Ecco, una roba del genere. Ma era. che cari Dani e Fabri del Cartoccio che saranno Ciao. presenti anche nella festa di Luserna, grazie, ma ne parleremo la prossima settimana. Ciao Dani, ciao Fabri, grazie. Pesce buonissimo, devo sì? dirti la verità, pesce buonissimo. Ciao Enrico, vorrei dedicare a mio marito Iris di Antonacci, grazie, giusto di Novara, la mettiamo in programma, perché no, magari già anche domani sera, sempre dal vivo, siamo praticamente, no, noi più Enzo domani sera. Ciao Enrico, la sera con voi è divertente, grazie. Vi porto un po' di arte ogni sera, visto che siamo in tema con Casa Peretti. Grazie Erio, e a noi della tua arte fa veramente piacere. Grazie, continua così Erio, grazie. bello. Perché sono tutti quadri colorati, sono
sono tutti quadri proprio belli. Zia Marta, sei fantastica. Ciao, simpaticona Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie. Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie. Bellissimi in versione tascabile. Viva zia Marta, Roby e Romy. Ciao. O così o restiamo dietro i messaggi. Però mi piace, Bello, mi bello. piace. È più bello così. Vai, leggilo tu, Amedeo, il prossimo. Vai. Con il grembiule, con la foto di No, zia per Marta. avere. Per avere il grembiule con la foto di zia Marta, come devo fare per averlo? Zia Marta, sei forte, mi fai morire dal ridere. Un saluto a tutti voi. Ah, ho capito, tutti di casa Peretti. Tony da Ostia, ciao, bau bau, Miau, 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 olè. Allora, sì. Qua si parla di soldi per avere Ma certo, il grembiule di zia Marta è come la maglia di Pelé, cioè va all'asta ogni tanto e si parla proprio di cifre. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Medeo, ciao Enrico e zia Marta, mi piacerebbe dedicare al mio fratellino Gabriele, l'amico è. Un saluto a tutti voi amici di Casa Peretti, forza Toro, forza Inter, Milan, mai Juve mi raccomando. Enrico da Collegno, va bene, un brano che facciamo sovente, ma te lo rimettiamo in programma, promesso. Ciao ragazzi, bravi, un saluto al grande Amedeo da Torino, tutta Torino. O hai un amico che si chiama Torino? No, Non ce l'hai un amico che si chiama io Torino? volevo ringraziare il Toro, dai. Ciao, Vabbè. Sergio Little. Oh ragazzi, un saluto da Little Sergio, piccolo Sergio, grande Ciao, Sergio, artista. grazie. Ciao. Tra poco su questi schermi, un paio di settimane tornerà a trovarci. Ciao Enrico, bravissimi, ci tenete sempre tanta compagnia in allegria, invece delle solite brutte notizie del TG. Vabbè, insomma. Purtroppo bisogna assorbirsi anche Ma quella. io devo dire che sono contento di essere un'alternativa al telegiornale, anche se è un orario difficile, perché è un orario che ho tanta concorrenza, poi arrivano questi messaggi e vuol dire che ci siamo. Buonasera Casa Peretti, sempre davanti alle TV per assicurare la vostra musica. La grandinata appena finita ha fatto un disastro, avevo appena finito di finire le semine, meno male che ci siete voi, Family. No, ma la zia Marta viene a aiutarti a raccogliere, la zia Marta è bravissima, il pollice verde e l'indice non lo diciamo. Vai, Amedeo. Leggilo tu questo. Amedeo, quando ti sento cantare mi ricordo tutto il nostro passato, tutti i nostri incontri, la musica, il canto fa parte della nostra vita. Tu sei la mia vita. You, come in inglese sarebbe you are my life. È la tua Patti, la tua esatto. metà. Anche Patti ti stima mol, lo sai? Ti stima mol. Ciao. Ah no. Ciao, siete fortissimi. Potete mettere ma che bontà di Mina. Wow, sì, la mettiamo in programma, dai. Vediamo la prossima settimana di riuscire a fare. Come si chiama quel bel micione? Siete fortissimi. Il micione che è passato dietro è il mio gatto, si chiama Blasone. Blasone. Credo che sia quello, non l'ho visto passare, però È lì di dietro. solito. Ciao, siete bravissimi. È il mio compleanno e volevo chiedere se potevate cantarmi la canzoncina di compleanno. Come ti chiami però? Allora, diciamo un nome a caso? diciamo Vabbè, solo a lo te. chiamiamo, Tanti lo chiamiamo auguri a Beppe. te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Beppe, tanti auguri a te. Se non ci scrivi come ti chiami, come facciamo? Ciao Enrico, ti voglio bene, sono Daniela, saluto tutti voi e la mia famiglia, baci, ciao Daniela, grazie. Siamo una gabbia di matti, lo so, Abbastanza. ma altri non fossimo davvero fuori di testa non saremmo ancora qui. 3 anni sono tanti. Ci vuole questo. Ragazzi, mancano 2 minuti e voglio ancora farvi gustare una canzone di Nino D'Angelo. Eccola qua. Quello che riusciamo, dai. Non io vero che ferruto tu stai qua in taraggia chi non sa più ancora come danni giornate quando tu vuoi cagnare facci la libertà. Batte non è sempre ora un po' di più quando è notte stai sciolata pure tu. Questa guerra mente e cuore quanto tempo durerà? Io penso, ma forse tu la
sai